Va ora in onda Potere al Popolo. Seconda parte di Controinformazione con Sammy Varin, un minuto dopo le 11. Ancora il buongiorno, ben ritrovati su Radio Libertà. Ci colleghiamo col Parlamento. Qui Parlamento. E qui abbiamo il piacere di trovare l'economista Alberto Bagnai, deputato della Lega. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie per essere con noi e per spiegarci che cosa bolle in pentola. Oggi, devo dire, ne parlano tutti i quotidiani, la proposta di legge della Lega che riguarda la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali per milioni di italiani. Di cosa si tratta in particolare, Bagnai? Allora, intanto un'osservazione preliminare. Il fatto che tutti i quotidiani parlino di una proposta della Lega è indicativa del fatto che la Lega mantiene un discreto potere di, come direbbero quelli studiati, i veri economisti, agenda setting, cioè di impostazione dei temi dei quali effettivamente occorre discutere. Secondo noi occorre riprendere il tema della rottamazione delle cartelle e più in generale del rapporto fra contribuente ed erario, ma non perché sia un'idea nostra. Noi abbiamo delle idee, credo, apprezzabili, mettiamola così, su come farlo, ma voglio sempre umilmente ricordare che la battaglia per un fisco equo era il punto 4 del programma del centrodestra alle elezioni politiche del 2022, quindi voglio dire che si tratta di un punto difficilmente controvertibile, se non dall'opposizione che naturalmente controveste per principio, per partito preso. Allora, si tratta della proposta di riprendere e chiudere questa volta in modo, diciamo, definitivo e sostenibile per l'erario e per il contribuente la partita della rottamazione delle cartelle esattoriali. Voglio ricordare di che cosa si tratta, non di aiutare gli evasori, ma di aiutare i contribuenti onesti a definire il loro debito nei confronti dell'erario. Voglio precisarne il presupposto è che dal 2011 al 2018, quando proponemmo la cosiddetta rottamazione ter, io ero allora il presidente della Commissione Finanze che seguì questo procedimento al Senato, il PIL degli italiani, quindi il reddito degli italiani, quindi il fatturato delle PMI proporzionalmente era sostanzialmente diminuito rispetto al 2007. La stagione di Monti aveva lasciato morti sul terreno, molte aziende, molte PMI, molte partite IVA erano in difficoltà oggettiva perché erano state prese delle misure di politica economica che avevano tagliato i loro redditi e gli avevano impedito di pagare le imposte dichiarate, attenzione, perché di questo stiamo parlando. Facemmo quindi quel provvedimento che però saltò per aria quando? È molto semplice, entrò in vigore nel 2019, nel 2020 scoppiò il Covid e esattamente quei contribuenti che si erano trovati in difficoltà, quindi non lavoratori dipendenti ma partite IVA, vennero chiusi per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da alcuni rimpianto, non da me, professor Conte, e quindi ovviamente non fatturando decaddero dai benefici della rottamazione, nel senso che non potevano pagare le rate. Dopodiché c'è stata solo una guerra, una crisi energetica, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso che la situazione si è un po' tranquillizzata potremmo riprendere e chiudere quel discorso che sana non solo le catastrofi recenti, ma soprattutto quella catastrofe che è stato il PD con la sua austerità dal 2011 ad oggi. Senti Alberto, io ti ho detto che effettivamente oggi tutti i quotidiani parlano di questa proposta della Lega e non ho finito la frase, ma non tutti ne parlano bene. E quindi c'è chi dice che c'è un problema di risorse. E cosa potremmo rispondere a chi dice che mancano i soldi per fare questa rottamazione? Rispondiamo quello che ha risposto l'ottimo sottosegretario Federico Freni. Oggi le chiacchiere dell'opposizione e le chiacchiere di alcune testate, soprattutto dopo l'esplosione dello scandalo
USAID negli Stati Uniti. Ricordo che negli Stati Uniti è emerso che il Partito Democratico sostanzialmente utilizzava soldi pubblici degli Stati Uniti per corrompere giornalisti in giro per il mondo. Per carità, ovviamente esclusi i presenti, perché non credo che finanziassero voi, ma insomma non sono in condizione di escludere che qualcuno di quelli che attacca e ha attaccato storicamente la Lega non ricevesse fondi. Chi sono io per dirlo? Non lo so. Comunque tutte queste chiacchiere se le porta il vento. C'è un istituto che è preposto alla tutela, diciamo così, e alla garanzia dei conti pubblici, che è la Ragioneria Generale dello Stato, farà le sue valutazioni. Quando le sue valutazioni, cioè le valutazioni della Ragioneria, che sono oggettive, arriveranno, le valuteremo. Se ci saranno dei costi, come si sostiene, si valuterà se sostenerli venire incontro e per eseguire un punto del programma di centrodestra, quindi dovrebbe essere uno sforzo comune questo, e a quel punto avrà un senso appunto parlare dei costi e ci si ragionerà. Ecco, ti rubo ancora un minuto, perché qui stiamo parlando giustamente di tanta gente che non è riuscita, ha fatto la dichiarazione dei redditi, non è riuscita a pagare le tasse, ma per un attimo parliamo anche dalla parte dello Stato. Perché c'è bisogno di una nuova rottamazione anche da parte dello Stato? Allora, io ritengo che qui ci sia, non voglio evadere la domanda, voglio allargare un attimo il quadro. Noi ci stiamo dicendo che lo Stato ha debiti per oltre 1.000 miliardi, questo è l'ammontare del cosiddetto magazzino, cioè delle cartelle esattoriali non pagate. Dopodiché, per motivi buoni o cattivi, per il gioco, diciamo, l'interazione, che posso dire, fra Corte dei Conti, Ragioneria, amministrazioni pubbliche, non si riesce mai a fare un discorso di verità. Di questo immenso magazzino che costringe l'amministrazione fiscale, cioè l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, a mandare lettere, molta di questa roba riguarda contribuenti deceduti, aziende fallite, contribuenti incapienti, cioè che non hanno un conto corrente o ce l'hanno vuoto, aziende verso le quali sono già state fatte procedure esecutive, eccetera, eccetera, eccetera. Qui c'è da fare un discorso di onestà. Noi non possiamo continuare ad andare in giro come quelli che dicevano che uno vale uno e che a questa scemenza ne aggiungevano un'altra, cioè che ci sono 1.000 miliardi da prendere, dopodiché lo Stato diventerebbe ricco. No, questi 1.000 miliardi in realtà non ci sono, sono molto di meno. Va impostato in modo razionale il discorso sui rapporti di debito-credito dell'erario nei riguardi dei contribuenti che possono pagare, e bisogna concentrarsi su quei contribuenti lì, perché se si continua a mandare la lettera al novantenne nel frattempo deceduto è assolutamente evidente che questo è uno spreco netto di risorse che non porta a nessun beneficio. Questo è il punto sul quale dobbiamo concentrarci, contro la retorica, perché poi i risultati del recupero dell'evasione ci sono e sono di parecchie decine di miliardi. Quindi questo governo non è tollerante con l'evasione, per cui si assiste al paradosso che quelli che ci accusano di favorire gli evasori sono anche quelli che ci dicono che abbiamo innalzato la pressione fiscale, quando in realtà l'innalzamento della pressione fiscale non c'è, perché le aliquote sono state abbassate e l'aumento di gettito deriva dal recupero dell'evasione. Questo è il paradosso. Allora, l'opposizione fa il suo lavoro, è giusto che lo faccia, è anche divertente per chi sa le cose, ma non dobbiamo lasciar passare però messaggi sbagliati, soprattutto noi cui USAID non ha dato $1. Grazie al deputato della Lega, sempre chiarissimo, Alberto Bagnai. Buon lavoro Alberto. Sono io che vi ringrazio, buona giornata. Qui Parlamento.
Ho chiuso gli occhi per un istante e ho immaginato questa canzone sul palco di Sanremo. Secondo me avrebbe fatto pensare davvero tanto. Ma ci pensiamo lo stesso, perché è un pezzo che trovate facilmente su YouTube con un bel video. Sei parte della storia di Stefano Manzini, che abbiamo con noi. Ciao Stefano! Ciao, ciao a tutti. Complimenti, complimenti Stefano. Grazie, grazie, E grazie. in questa valle di lacrime, io faccio la rassegna stampa, per cui ho letto le notizie del giorno, le stiamo commentando insieme. In questa valle di lacrime ci voleva uno Stefano Manzini dall'Abruzzo che racconta in questa canzone l'unicità di ognuno di noi, il coraggio di affrontare le sfide della vita, e a volte bisogna essere veramente coraggiosi. Sì, In un album si intitola Consapevolezze, guardate qua, un mini album bellissimo, interessantissimo, ma soprattutto fuori posto, fuori moda, fuori tempo, e mica poi tanto, perché poi quando canti queste cose praticamente parliamo della nostra vita quotidiana. Stefano esatto, Manzini, esatto. cosa lanci? Cosa lanci in questa canzone e cosa proponi in questo album che, ricordiamo, non andrà a Sanremo, ma sono artisti molto più genuini di quelli che vedremo a partire da domani. Manzini. Allora, innanzitutto ci tengo a ringraziarvi per l'ospitalità, perché pensavo proprio mentre mi collegavo che questo spazio in questa radio per il mio album casca proprio a fagiolo, Dai. perché è un album veramente ispirato alla mia totale concezione di quella che è la libertà, no? Perché questo è un album in cui esce un po' la mia essenza, no? Sono pochi brani, ma diciamo che essenzialmente quest'album è libertà, no? Già. Io la vedo assolutamente così, quindi non poteva esserci spazio migliore. È vero, e sai che noi ci scherziamo, ma gli artisti, quelli importanti, libertà uguale zero, nel senso che viene tutto deciso, preordinato, con l'etichetta, con questo che Sì, aggiusta, l'altro che mette, tutto è confezionato, scritto sempre dai soliti 3 o 4, il pezzo naturalmente, esatto. fatto appositamente, come fosse una caramellina che va sentita in bocca e dopo pochi minuti non sa già più di niente, la sputi. Ecco, la musica Esatto, oggi è infatti così. a questo proposito ringrazio di cuore tutto il team di Music Force, perché mi dà la possibilità di esprimermi a 360 gradi. Veramente sono fantastici, perché nessun'altra etichetta credo dia questa possibilità così ampia di fare quello che a uno va, insomma. Questo è importante, infatti li ringrazio per aver creduto in questo piccolo progetto, ecco. E dici niente, non è piccolo, è un progettone, soprattutto perché parlando di te parli di tutti noi. Ricorda un attimo che concetti ha inserito in questa canzone, sei parte della storia, e anche nel bellissimo video che si può guardare su YouTube. Allora, in Sei parte della storia c'è un po' la concettualità dell'essere come persona, ma come persona unica, cioè ognuno di noi ha una motivazione di essere per la quale è unico, no? È unico, ognuno combatte, no, le proprie battaglie, anche per questo ognuno è unico. L'unicità, la voglia, no, che anche sono cose che per fortuna direi mi caratterizzano, la voglia di riscattarsi, di andare avanti, di lasciarsi un po' alle spalle, no, il passato per guardare a quello che è il futuro. Vero. E questo significa essere liberi. Cioè, io per dire, ho nascosto anche l'ultimo accesso su WhatsApp, e questa per me è una forma di libertà, voglio dire, no? È una cretinata, ma per me anche questa è libertà, per farti capire cosa c'è dietro questo brano, no? Vero.
Vero, signori? E anche voi che state ascoltando in questo momento questa strana radio che si chiama Radio Libertà, o che siete passati per caso in TV dal canale 252, dove ci si ascolta e ci si vede in tutta Italia, pian piano, se ci ascoltate una mezz'oretta in più, potete cominciare ad apprezzare la nostra libertà, che è anche la vostra libertà. E tra poco, Stefano, quando agganciamo noi, io inizierò a leggere tutti i messaggi che sono arrivati nel corso della mattinata a Radio Libertà per commentare le notizie del giorno e per capire insieme dove stiamo andando, ma intanto capiamo bene dove trovare Stefano Manzini. Chi è rimasto colpito dalla tua canzone Sei parte della storia o volesse scoprire il tuo nuovo album che contiene 5 tracce, dove deve andare? Su quale sito? Dove ti può trovare in internet Stefano Manzini? Allora, innanzitutto ci sono i miei social, che mi trovate come Stefano Manzini, ci sono i social di Music Force, c'è il canale YouTube, ci sono le piattaforme digitali quali Mondadori, Vinted, chi più ne ha più ne metta, dove si può acquistare il disco. E io vi consiglio di farlo perché credo sia un manifesto veramente di libertà. C'è l'amore, c'è la follia, c'è l'irrequietezza, qualsiasi cosa è dentro quel disco. E soprattutto c'è il CD, perché la Music Force è tra le pochissime etichette che non vende soltanto file eterei, ma vende anche il formato fisico del CD. Esatto. E quindi i complimenti vanno per chi crede ancora che bisogna lasciare qualcosa a questo mondo, e in questo caso Stefano Manzini, il suo album Consapevolezze, lo trovate, lo potete regalare al vostro lui e alla vostra lei, perché magari state scoprendo che parla anche di voi, della vostra vita. Richiedetelo a Music Force. Ci sono anche delle frasi molto interessanti dentro, quindi credo sia un bel regalo per se stessi e per gli altri, no? Assolutamente sì, è in arrivo San Valentino, fate i vostri calcoli, signore e signori. Grazie Stefano Manzini, un abbraccio, buona musica. Ciao, ciao. Oh, a me piace sta canzone, provate a risentirvela. Sei parte della storia, siamo un po' tutti parte della storia, eh? Ma certo, Francesco, anche tu sei parte della storia. E cavolo, e allora quanto ce lo abbiamo? Vabbè, lasciamo stare sempre sta roba qua, ormai l'abbiamo capito che ce l'abbiamo molto. WhatsApp, c'è il bene e c'è il male nei vostri WhatsApp. Prima però davo un'occhiata alle agenzie e c'è Repubblica che sta dando una grande importanza al nuovo progetto del centrodestra dei migranti in Albania. Il governo prepara un nuovo decreto, trasferire gli irregolari, e non è un buon segno. Se gli dà tutta questa importanza vuol dire che sono già pronti a spararci addosso o che hanno già parlato con i giudici. Una dice, anche il Corriere, guarda, sbarchi, il governo vuole cambiare l'accordo con l'Albania, la competenza a Tirana, l'esecutivo vuole evitare nuovi stop da parte della magistratura, l'ipotesi di un decreto, l'opposizione, una follia, si fermino. E quando mai? Fammi guardare anche l'agenzia ANSA, non si sa mai. Zelensky che si è risvegliato, che dice pronto ad ogni dialogo con garanzie da USA e Unione Europea. E ci ha dato il contentino, che bello, no? Perché eravamo già lì che starnazzavamo dicendo e noi, un conflitto solo congelato sarebbe una sconfitta anche per Trump, virgolettato. Vai con i WhatsApp. Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto questa mattina fin dalle 7:30. Lo sapete, Sammy Varin vi tiene compagnia con la rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30, ma poi torno da mezzogiorno alla 1 e chiaramente i messaggi che non riesco a leggere prima li leggo più tardi. Grazie anche a quelli che mi stanno scrivendo in questo momento, perché è bellissimo avere questo dialogo con voi, anche attraverso il telefono in diretta allo 0292947222. Se vi scappa la telefonata, tranquillamente, abbiamo 5 minuti, la prendo al volo
ma con i WhatsApp è tutto più veloce e soprattutto ce ne fate a tutte le ore del giorno e della notte, una cosa anche molto bella perché capiamo l'importanza di questa radio, la capisco io che ci parlo, che ci lavoro da tanti anni, è un collegamento quotidiano e immediato. Questa radio in qualunque momento accetta ciò che dite e lo ritrasmette a migliaia e migliaia di persone. Sammy, da figlio di profugo fiumano, oh, anche tu, piacere, nonché profondamente indipendentista, uè, doppio piacere, trovo che far celebrare il ricordo delle foibe qui a Brescia da pidioti con in testa il sindaco è come far celebrare il giorno della memoria dai nazisti. Ogni modo il ricordo è fondamentale. Si scherza, ma mica poi tanto Luca da Brescia, ci mancherebbe, ma di polemiche ne abbiamo sentite abbastanza e speriamo siano finite, almeno il giorno del ricordo. Un abbraccio a tutti gli esuli, oggi tristezza per il vandalismo a Basovizza, una condanna a tutti i compagni comunisti. Sul Carso e intorno a Trieste e ancora sui monumenti c'è la stella rossa. Maria Luisa Mauri, vera leghista, cara Maria Luisa, grazie naturalmente per il tuo pensiero. Io voto Lega e sono lesbica. Oh, avevo fatto l'appello, no? E cercavo una lesbica, un gay che votasse Lega, ma ce ne sono, giustamente, che Francesco dice, ma certo, anch'io, saltuariamente, ma naturalmente, ognuno di noi ha una parte femminile dentro, è minimo. Io sono bravissimo a far andare la lavatrice, la lavastoviglie, sto imparando lentamente a stirare, un po' in ritardo, Mia figlia Tabata mi ha rimproverato dicendo: tu, alla tua età, sei capace di far andare la lavatrice, la lavastoviglie, scopi per terra, aspiri, lavi, eccetera, e non sei capace di stirare? Oddio, mi ha fatto sentire in colpa mia figlia. Ho detto, vabbè, farò qualcosa. Però, gli ho detto, se magari anche tu che hai appena compiuto 14 anni, impari un attimino, sta imparando anche lei a stirare. Zitto, zitto, che mi stira i pantaloni. WhatsApp, certamente, vado, che mi distogliete poi, i pensieri ci portano lontano. Sammy, avevamo la sezione dei gay padani, è vero, Los Padanos, che ricordi, che ricordi. Avevamo anche un gazebo a Pontida ai tempi d'oro, prima di diventare un partito fascistoide tipo Fratellastri d'Italia. Oh, ma come ti permetti? Ma fascistoide a chi? Ma per favore. Sammy, basta con queste demagogie e ideologie. Io proporrei una cosa che cancelli questo odio che è sempre più forte e che non può portare che a una diffidenza diffusa, cioè da una legge costituzionale che prevede di non votare e di fare in modo che le varie forze politiche coalizzate a destra o a sinistra si alternino dopo 3 anni di governo ciascuno. Lo so che è un'utopia, ma mai dire mai. Vedete che fantasia che avete incredibile, ma è l'ascolto della mia rassegna stampa che vi fa diventare così. Sto diventando pericoloso. Sammy, bisognerebbe dire all'Epore e compagni, sindaco di Bologna, che si è offeso perché hanno portato una corona di fiori in comune per le foibe, e non si fanno queste cose, che la storia ci ha consegnato testimonianze di dittature di destra, ma anche molto più devastanti di sinistra. Allora cosa vogliamo fare? Vivere sempre con il coltello tra le mani? Diciamo che io fossi stato sindaco di Bologna, li avrei perdonati questi di Fratelli d'Italia che hanno portato una corona di fiori in comune. Va bene, dai, mica hanno rotto niente. Se erano i soliti vandali, sappiamo cosa avrebbero fatto, ma a Bologna, no, sono tutti bravi e buoni. Sammy, no, Lupi, oh, Lupo di Lupi, il famoso lupo buonino, ti voglio bene assai, ma fatti i cazzi tuoi, non di Salvini, scherza Pietro, perché naturalmente Lupi, intervistato questa mattina, ha detto di non seguire i populisti europei. Vedi, sto male solo a pensarci. Lupi potrebbe diventare sindaco di Milano. Ma piuttosto che niente, le mail piuttoste, al momento non ci sono candidati. Qualcuno si offre? Buongiorno Sammy, bene sarebbe tornare a Gianfranco Miglio. Per ripartire serve un cambio di costituzione. Diceva il professor Miglio giustamente che essa è minata dall'ottimismo irreale e dell'illuminismo utopista di Pelagio e Rousseau. Pesi e pesini per un
finto equilibrio statuale che si è dimostrato un irreformabile peso burocratico, parassita e mortifero. Ecco, Sammy, tornare a questo vero cattolico anti-bergogliano in prospettiva, il quale, consapevole del peccato originale, ci indicava una vera strada per il bene comune. Ah, bene. Va bene, va bene, va bene. Sì, ce la posso fare. Buongiorno, ribadisco e disco riba? No, peccato. Pina, non ho capito, ma va bene, sono le cazzate che dico io, quindi alla fine non capisco neanche quello che dico io. Questo che mi commenta ogni frase che ho detto, attenzione, parto dall'ultima. Certo che se ti chiedono di versare denaro a Hong Kong, qualche piccolo dubbio dovrebbe venire anche a un tonto. Ed è vero sta cosa qua. Quanti ci sono cascato? Pronto? Sono Crosetto, avrei bisogno di un po' di soldi, anche di sentire con chi occupa e distrugge le scuole. Pensiero critico. Chi rompe paga fino all'ultimo centesimo. Ne abbiamo parlato proprio quest'oggi. Chi occupa le scuole, ma soprattutto le distrugge. Pensa che c'era uno che vendeva le bibite e diceva di essere Di Maio. Ah no, cazzo, quello era vero, a proposito di imbroglioni. Sì, mi fermo, ma riprendo i vostri messaggi più tardi. Io sono qua fino a mezzogiorno. Dove pensate di andare? Restate lì, c'è la canzone indipendente splendida di Enrico Ruggeri. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario, la produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Proprio al pelo, prima di essere inflazionati dal Festival di Sanremo che comincia domani, ragazzi miei. Beh, abbiamo tempo, per fortuna, di ascoltare la vera musica, il nuovo album di Enrico Ruggeri, che contiene anche questa canzone potentissima, Zona di guerra, dove Dio non sembra esserci, ma dovrebbe essere lì, quello degli ebrei, dei cristiani, degli islamici. Zona di guerra di Enrico Ruggeri. Stiamo scoprendo settimana dopo settimana il suo nuovissimo album, che trovate su tutti gli store digitali e persino su YouTube. 11:36, buongiorno rinnovato da Sammy Varin. Certamente siamo in potere al popolo, la seconda parte della nostra controinformazione mattutina, dove parliamo anche di territorio e dove adesso parliamo di una bella iniziativa che si tiene tra poco a Roma, il premio Parola d'Oro. Riconosciamo il giusto valore alle parole. Ho con me uno degli organizzatori, vulcanico talent scout, produttore, manager e showman, con noi Claudio David. Ciao! Buongiorno, grande Sammy, ma qui il numero uno sei proprio tu, grande, che ogni mattina fai informazione e disinformazione di gusto e di qualità. Ben trovato e grazie per questa opportunità. Ma Pure che- la rima te l'ho fatta e te la messo qua. È vero, è vero, è vero. No, beh, ma noi ti seguiamo quasi quotidianamente, perché Claudio è uno che porta avanti e esalta ogni giorno il suo territorio, e tutti coloro che hanno una bella idea li fa conoscere, gli dà una mano, li cerca veramente di portare avanti, mettendoli sui siti quelli importanti, dandogli un palco, ascoltandoli semplicemente. Fai un po' quello che facciamo noi tutti i giorni in questa radio. Questa volta cosa ti sei inventato con Fabrizio Santori, che stiamo cercando di contattare ma ancora non risponde? Santori noi lo conosciamo, è un attivissimo consigliere capitolino della Lega, anche lui grandissimo appassionato di politica, ma soprattutto del suo territorio. E infatti, se lo seguite sui social, Fabrizio Santori ogni giorno fa il giro di Roma e denuncia le problematiche più varie e variegate. Seguitelo sui social. Ma questa volta avete fatto un connubio molto bello con questo premio Parola d'Oro, che si tiene a fine febbraio, il 28 febbraio alle 17, presso la sala Protomoteca del Campidoglio. Cosa vi siete inventati, Claudio? Ci siamo inventati in questa sala dal nome così strano, perché Protomoteca non viene a vero. volte espresso bene, è difficile, non solo per te Sammy, ma anche per me. All'inizio era molto difficile pronunciare Protomoteca. Abbiamo organizzato e ideato questo premio che vuole dare, diciamo, la giusta importanza a quelle persone che hanno detto qualcosa di importante e che permette alla società di evolversi, ma in maniera costruttiva, illuminandola e comunque cercando di coniugare al massimo le persone nei vari settori, nelle varie comunque creare una società ancora più unita e non divisa da fazioni, eccetera. E soprattutto, ecco, andare a premiare quelle persone che hanno avuto il coraggio di dire delle cose importanti. E tra i premiati, anche se è molto riduttivo quello che ho appena detto, però ci saranno dei premiati importanti. Sono felicissimo di fare questa cosa insieme a Fabrizio, che ha sposato da subito il progetto, e avremo il piacere di avere tra noi, ad esempio, già Simona Baldassarre, che conosci penso molto bene, che è l'assessore alla cultura della regione Lazio, nonché avremo anche probabilmente il Ministero del patrocinio del Ministero della Cultura. Abbiamo già quello del patrocinio della regione Lazio e diciamo avremo comunque avremo diverse figure, se poi te ne vado ad elencare qualcuna. Sì, anche perché stai parlando di una cosa molto importante. Qui si premia il
coraggio. E di questi tempi, sai, il coraggio molte volte viene soltanto indicato come guarda quello che cosa ha detto, guarda che cosa ha fatto. Perché? Perché le argomentazioni delle corazzate dell'informazione sono tutte contro chi ha coraggio. E quindi ben venga premiare chi ancora ha qualche cosa da dire, fuori moda, fuori posto, fuori tempo. Ci scherziamo sempre, ma poi la ruota gira e vediamo che qualche cosa sta cambiando. Facciamo qualche esempio di questo premio Parola d'Oro che si attribuisce il 28 febbraio. In quali campi, quali categorie si intendono ad esempio premiare? Claudio. Allora, vado immediatamente. Ad esempio, ripeto, prima per la categoria arte e cultura avevamo menzionato Simona Renata Baldassarre, poi categoria Questo momento abbiamo perso Claudio, vediamo se ritorna. ci sono, eccomi. Eccolo qua. Avremo anche il famosissimo Luigi Auletta di Impero Couture, che è un brand di... Ti abbiamo perso nuovamente. Spostati magari con il telefonino di un mezzo metro, normalmente migliora la situazione. E intanto ti richiamiamo via telefono che facciamo prima. Educazione, istruzione, inclusione, sostenibilità e ambiente, salute mentale, queste sono le categorie, beneficenza e solidarietà. Ma riprendiamolo, Claudio. Eccoci qua, eccoci qua. Sì, avremo giornalismo e media, inclusione. Niente da fare, niente da fare. Scusami Sammy, allora scusatemi tutti. Poi abbiamo categoria diritti umani, diritti animali, quindi affronteremo più categorie ed è un premio che ha una valenza nazionale, quindi colgo anche l'occasione di dire a chi ci sta seguendo che già a fine della prima edizione sarà aperta, diciamo, ci sarà un forum dove chi vuole si può proporre per le varie categorie, ma l'importante è dire delle cose sensate, non come quello che fanno a sinistra, ma come quello che fanno a destra. Ecco. È un piccolo avvertimento, però naturalmente si scherza. L'importante è che abbiate veramente qualcosa da dire e soprattutto che siate fuori dal coro, fuori dal pensiero unico. Questa è la cosa principale. Senti, l'appuntamento allora, e chi volesse partecipare, chi ci ascolta ad esempio da Roma, è proprio per il 28 febbraio alle ore 17. C'è un ingresso libero, bisogna prenotarsi. No, allora l'ingresso è sicuramente libero, accogliamo stampa, uffici stampa, giornalisti, la qualunque. Tu sei un pioniere in questo senso e ti ringrazio perché sono felicissimo di essere qui a parlare da te di questo progetto. 28 febbraio, ore 17, in collaborazione con Fabrizio Santori. Ovviamente ringrazio tutto il mio staff e diciamo, il giorno prima mi sono dimenticato, ci sarà anche Andrea Roncato, che penso conosciate bene. Ecco, ci sarà Andrea, poi ci sarà l'influencer Giulia Ragazzini, il coreografo Steve Lachance, che anche lui insomma ha tante cose importanti da dire, ha detto delle cose importanti. Poi avremo anche innovazione tecnologica, probabilmente, vediamo, cioè, varie cose. La cosa è bella, Sammy, è quello che allora non è solo musica, non è solo arte, ma è, come dici tu, voglia di avere, cioè, voglia di mettere in luce coloro che hanno il coraggio di dire cose importanti, di dire cose sensate e soprattutto quelle cose che ci servono ad evolverci come a livello umanitario, di inclusione, di condivisione e di aggregazione, anche perché vorrei fosse un punto di aggregazione per molti, e diciamo nasce con questa idea che in questo momento abbastanza divisivo, dove ci sono
vengono dette tantissime cose a livello divisivo che dividono in qualche modo, perché ci si insulta un po' troppo facilmente sui social. Vorrei, ecco, noi tutti del premio Parola d'Oro insieme a Fabrizio vogliamo dire che è importante cambiare questa società iniziando a parlare di cose costruttive. Questo. Minimo, e l'importante è appunto non avere paura, avere quel famoso coraggio, anche se il coraggio poi ha un ritorno che bisogna pagare, questo ce ne siamo resi conto un po' tutti quanti, noi che facciamo controinformazione, dire determinate cose, sì certo, ma poi la devi pagare, tra virgolette, per fortuna. E Claudio, un grande piacere, certamente, appuntamento il 28 febbraio, ore 17, sala Protomoteca del Campidoglio, con il premio Parola d'Oro, ma non finisce lì, naturalmente, tu lo sai che io lo spazio ce l'ho, per fortuna sono una radio e in questa radio c'è spazio per tutti coloro che appunto abbiano ancora il coraggio di dire qualcosa. Quindi quando vorrai, Claudio, mi puoi passare tranquillamente i vincitori di questo premio e io gli potrò dare spazio senza problemi. Buon lavoro, Claudio David. Grazie Sammy, sei fantastico, unico e inequivocabilmente non sei clonabile. Dai. Per fortuna. Alla prossima, ciao! Ciao amico Sammy. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. No, inclonabile, assolutamente sì, di Sammy Varin ce n'è uno, basta e avanza, ma sono tantissimi invece i vostri messaggi arrivati questa mattina al 340-6709-659, grazie anche a quelli che ci stanno scrivendo, proponendo personalità per il premio, e prendiamo nota. Buondì, non ci crede nessuno, salvo Res Pubblica, che un imprenditore versi tot centinaia di euro senza chiamare la polizia postale o qualcun altro. Così è, questa è disinformazione dei sinistri. Lo facevano via web con nomi di attori su medicine per il cancro, eccetera. Caro Walter, no, guarda che è tutto vero, sembra incredibile, ma qui boccaloni ce ne sono. Quindi anche Repubblica manda i suoi giornalisti a scuola da novella 2000 di più chi e ci propina cazzate e sesquipedali sulle foibe. Il film Porzus di Martinelli è molto educativo, bravo Marco, ricordiamolo, questa sera proprio su Rai 1 ci sarà uno sceneggiato in primissima serata su Esodo, foibe e quegli argomenti. Sammy, questo signore dal Veneto mi irrita, ci sono anche quelli odiatori anche all'interno degli ascoltatori di Radio Libertà. Siamo liberi. Abbiamo scoperto che le telefonate di Zelensky per avere soldi ad armi dei paesi euro erano false voci, clonate, lui sorpreso e innocente. Fate gli spiritosi. Per il ricordo del giorno delle foibe dobbiamo chiaramente e con forza ricordare e urlare che purtroppo la sinistra PCPD, non te regge più, hanno respinto i profughi anche nelle città come la famosa Bologna, dove i sindacati rifiutarono latte ai bambini sul treno dei profughi. Ricordiamolo con forza, nei soliti falsi bla bla. Bravo Maurizio, tutto vero. E codesti signori sputavano a chi arrivava da quelle terre. Se può interessare, stasera a Varese c'è una fiaccolata in ricordo delle foibe. Brava Dani, grazie per la segnalazione. Franco di Gallarate, io farei una giornata alla memoria per chi si è tolta la vita perché non è riuscito a pagare Equitalia con i suoi interessi da usurai. E ci stiamo proprio lavorando su questo, Franco. Speriamo che anche all'interno del centrodestra siano tutti d'accordo su questa nuova rottamazione delle cartelle. C'è anche un video della Meloni su Facebook che esorta a impegnare anche piccoli capitali per guadagnare tanti soldi. E certo, è una truffa naturalmente. Con l'intelligenza artificiale diventa una sciocchezza fare queste cose
ed è quasi impossibile per una persona normale capire, soprattutto quando questa truffa ti arriva al telefono. È veramente un casino. Io sono seriamente preoccupato con questa intelligenza artificiale, ci può fregare in maniera impietosa. Tutti vogliono la pace, America e Russia sono concordi, tranne Zelensky che chiede perfino l'atomica e l'Europa che è lì per dargliela, ma no, vedi che adesso Zelensky fa il bravo, vedrai. Buongiorno anche ad Antonio, buongiorno a Ferdinando, parlando di fantapolitica. Pensa che fortuna questi politici, oltre a prendere stipendi immorali, ora hanno la possibilità di truffare imprenditori con la scusa dell'intelligenza artificiale. Non c'è limite al peggio, si scherza, ma non troppo come al solito. E come al solito il bello è che, dico sempre, la verità sta nel mezzo. Appuntamenti da non scordare, targati Lega sul territorio ne abbiamo? E certo, per chi ci segue da Milano, questa sera, lunedì 10 febbraio, ore 21, via Esterle 29, angolo via Padova, Enrico Bonizzoli, docente ed esperto mobilità e sicurezza stradale. Interessante, il tema della serata sarà proprio questo: mobilità a Milano, criteri e rispetto delle regole per la sicurezza di tutti. E di questi tempi cosa sta succedendo a Milano e nelle grandi città? Samuele Piscina, segretario della Lega qui a Milano, ci invita proprio questa sera, ore 21, via Esterle 29, angolo via Padova, la serata Punto Lega con l'esperto docente di sicurezza stradale e mobilità Enrico Bonizzoli. Ma certamente chi ci segue dalla Lombardia sa benissimo che è conto la rovescia per la festa della Lega a Palazzago in provincia di Bergamo, altro che Festival di Sanremo. Si mangia, si beve e si fa buona politica a Palazzago. Da San Valentino, dal 14 di febbraio, poi 15, poi 16 e ancora la settimana successiva, 21, 22, 23 febbraio, festa della Lega a Palazzago in provincia di Bergamo. Area feste, struttura fissa e riscaldata tutte le sere a partire dalle 19, bar, pizzeria e cucina tipica. Per chi ci ascolta da Arezzo, dalla Toscana in generale, venerdì 28 febbraio arriva Armando Siri ad Arezzo, Palazzo dei Priori, Sala Giostra del Saracino, ore 18:30 per presentare il suo libro A tutto c'è un perché, ma soprattutto per parlare di buona politica. Se ne parlerà anche il 22-23 marzo a Palazzo Rospigliosi di Roma, via 24 maggio, alla Scuola di Formazione Politica, 10ª edizione 2025. Imparare che cos'è la politica in Italia. Un bel casino, ma conoscerla ci evita di sbagliare. Ancora un convegno del Dipartimento Economia targato mercoledì 5 marzo intitolato Interesse nazionale e scenari globali, le proposte della Lega. Interverranno Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. Da segnare in calendario mercoledì 5 marzo, aula nuova dei gruppi parlamentari a Roma in Campo Marzio 78. Tutte le informazioni poi le trovate anche sul sito legaonline.it, proprio lì trovate la possibilità di fare la nuova tessera della Lega e anche quella di sbirciare quelli che sono gli appuntamenti televisivi dei nostri parlamentari. A proposito, è tempo che io me ne vada, è minimo, dici ma come, hai già finito di leggere tutti i WhatsApp? Devo dire che qualcuno ne è rimasto fuori, ma purtroppo ci sono anche quelli con il T9 non chiari. Io già sparo delle cose strane. Se poi mi scrivete anche messaggi complicati da capire perché c'è un T9 che vi ha portato chissà dove, sto cercando di decifrarli, magari domani, anche perché io domani ritorno. Io domani alle 7:30, Sammy Varin con Francesco in regia, che salutiamo e ringraziamo, siamo di nuovo qui. Grazie per il gentile ascolto, appuntamento a domani. Avete ascoltato Potere al Popolo.